Nel campionato di eccellenza è festa al Dino Liotta dedicata, dove la locale squadra è stata promossa da qualche domenica in Serie D. Infatti rifila 10 reti al malcapitato Mazzara e con i tifosi in delirio. E a sottolineare lo strapotere calcistico delle squadre agrigentine ci ha pensato il Canicattì, che vincendo a Dattilo per 2-1 accede direttamente ai play-off nazionali. Vince anche il Pro Favara Marsala per 3-0 con doppietta di Contino e Dalù. Annulla infine e valsa la vittoria del Città di Sant'Agata, terza in classifica, staccato di ben 12 punti e quindi fuori dai giochi. Per quanto riguarda invece il campionato di promozione, sarà spareggio tra Oratorio San Ciro e Giorgio Marineo e Don Carlo Misilmeri, sfida che verrà giocata molto probabilmente la prossima settimana. Per cui, secondo il regolamento, il Don Carlo Misilmeri disputerà chi perderà la gara tra Don Carlo Misilmeri e Oratorio San Ciro e Giorgio, praticamente disputerà i playoff contro la vincente di Salemi Olimpica Akragas. Comunque questi i verdetti finali del campionato di promozione che adesso avrà una coda. Inizio probabile il prossimo 28 aprile, ma si attende soltanto la conferma e l'ufficialità da parte della LND. Per quanto riguarda la retrocessione in prima categoria, il Vis Borgonovo scende, mentre Villabate e Libertas Serracalmuto si contenteranno l'unico posto rimasto per rimanere in categoria. Infine un cenno alla gara dell'Olimpica Akragas che ha perso a Palma di Montechiaro. Con un gol al 28esimo di Minio, ex biancazzurro, il Gattopardo supera l'Olimpica Akragas e salva la stagione senza passare dagli spareggi. Una gara combattuta su entrambi i fronti, con maggiore determinazione dei locali palmesi, motivati al massimo. Sotto la spinta di Minio e compagni, la retroguardia biancazzurra si è fatta trovare impreparata al momento dello svantaggio. Da sottolineare l'assenza forzata di alcuni giocatori chiave tra infortuni, influenza e diffide. Tra tutti Casella, Altamore, Settecase, Maniscalco, Puccio hanno dovuto disertare la partita, ma molto presto torneranno a disposizione del tecnico Fassone per preparare la sfida play-off con il Salemi. Adesso un paio di giorni di riposo e poi tutti in campo con la testa al primo spareggio con il Salemi. Per quanto riguarda e concludiamo con la prima categoria, l'Armerina taglia il traguardo della promozione con qualche turno d'anticipo. La compagine ennese, grazie ad una doppietta di Filippo Alessandro, espugna il campo del Caltanissetta e festeggia il ritorno in promozione. Le dirette inseguitrici hanno tutte vinto e ci riferiamo a Empedoclina, Masterpro, Leonfortese ed Angelo Cuffaro. Per la griglia playoff tutto rimandato nelle prossime ed ultime due gare di campionato.